Amici del canale RCM, buongiorno a tutti, eccoci qua al secondo appuntamento dopo il disastro della RCM Records, ma questa è la rinascita, si riparte e oggi è venuto a trovarmi un altro caro amico che ero tantissimo tempo, tantissimi anni che non lo vedevo, circa 30 anni, Alberto, non ha bisogno di nessuna presentazione perché lui è la storia del rock qua in Sardegna e non solo, ma le passo subito il microfono per i saluti. Alberto, carissimo Alberto Sanna, ciao, buongiorno. Ciao a tutti, ben trovati, mi fa molto piacere essere qui ospite di Maurizio per questa causa nobile, possiamo dire, perché la musica è una cosa importante per molti di noi, per alcuni di noi è quasi tutta la vita, e quindi questa sua iniziativa di aprire i suoi spazi a tutti è stata una cosa encomiabile, e quindi è giusto che adesso che lui si trova in brutte acque, perché la sfortuna ha voluto che gli bruciasse tutto il capannone con la strumentazione di tutto lo studio, riceve moltissimi aiuti, solidarietà da parte di chi ha avuto a sua volta aiuto da lui prima. Grazie Alberto, e questa è la mia missione. Io con Alberto avevamo programmato di fare un disco notte, poi non ci siamo riusciti perché è scoppiato l'incendio, ma questo è un arrivederci presto, cioè nel senso che noi prima o poi ripartiremo con disco notte e lo faremo anche con Alberto Sanna. Quindi la storia di Alberto la ripercorreremo in quell'occasione lì. Oggi è venuto per trovarmi e mi ha fatto veramente tanto piacere e raccontiamo semplicemente le ultime novità discografiche che affronti in questo periodo, Alberto. Ma le ultime novità discografiche sono il disco libro Calaritana, che è uscito ormai però già da un anno e mezzo o due, che ha dentro molte novità per me, perché intanto ho scritto fuori dalla forma canzone, ho scritto dei racconti, degli aneddoti, ho collaborato con altri scrittori cagliaritani e ho collaborato anche con un autore di testi. Abbiamo scritto a quattro mani testi, per me è una novità anche questa assoluta, ho sempre fatto tutto da solo ed è stato positivo. Lui è Michele Pioledda, del Sardegna del Sud, io Sardegna del Nord, lui. Il mix non è male. Poi forse vi faccio anche sentire un assaggio del frutto di questa collaborazione. Molto bello. E poi niente, io continuo, ho avuto i miei guai e i miei problemi e non ne abbiamo né il tempo né la voglia, tutto sommato, di raccontarli adesso. Certo. E quindi di nuovo mi sto facendo spazio nel mondo della musica dal vivo, perché ho di nuovo l'energia, la voglia e le cose da dire e da cantare. E questo è il segno che la musica veramente, oltre che a unirci tutti gli artisti, ci unisce tantissimo, crea condivisione, ma ci dà anche la motivazione, dopo che succedono anche grandi disastri, di poter ripartire ed essere più forti di prima. Ecco, io direi, Alberto, se ci fai un accenno di Calaritana, che è questo disco libro. Va bene, vi faccio un accenno di Calaritana e poi dopo, più tardi, Sì. Anche per chiudere per esempio, Certo. perché mentre parlavo prima mi è venuto in mente questo pezzo in sardo, in lingua sarda, che ho scritto con Michele Piolleda. Il testo è opera sua, perché io non sarei, da cittadino, a robe cittate dicono in bidda, non sarei in grado di scrivere in lingua sarda, perché sono cresciuto in italiano. Benissimo, allora Quindi per il momento Calaritana, che dà il Calaritana. titolo al libro disco. Ecco, è un libro disco, quindi dove possiamo poi trovare questo libro disco? Anche su Amazon, su varie piattaforme? Sì, online, nelle librerie di Cagliari e della Sardegna. Dappertutto. Poi se ti vogliono Nei contattare... miei concerti, oppure chi non lo trova può contattarmi su Facebook Sì. e chiederlo direttamente a me. Tanto sotto in descrizione mettiamo tutti i tuoi contatti, così ti possono raggiungere. Benissimo, adesso sentiamo il carissimo Alberto con un pezzettino di Calaritana.
anche se il mare non si sente, tra queste strade lui può respirarlo. La notte striscia sulla pelle e gli dice dove e come può trovarlo. Lui neanche conta i pochi soldi nella tasca, sa che li farà bastare. Un passo avanti nella notte, poi un altro, che la notte è viaggiare senza biglietto. Lei ha una storia senza pace e aggiusta i conti con quel che rimane. Nel buio cerca un po' di luce che plachi la sua sete e la sua fame. Un'altra storia senza santi e senza eroi, senza gesta da narrare. Storia perfetta per smarrirsi per le strade di una città di mare. Scelgono insieme di rispondere a una voce che li chiama. In questa lunga notte calda, lunga notte calda, lunga notte calda, calaritana. E i veri artisti si riconoscono proprio con una chitarra e una voce e un'armonica. Non hanno bisogno di effetti, non hanno bisogno di autotune, non hanno bisogno di nulla. Ti fanno vibrare il cuore, ti fanno tremare dalla bellezza dell'arte. Perché io penso, Alberto, che gli artisti sono un attimino un dono celestiale. Poi uno può credere, non credere, ognuno nella sua forma, nella sua entità, però non sono degli esseri comuni, ecco. Non lo so, io penso che gli esseri umani non sono esseri comuni. Non tutti riescono a portare all'esterno le loro peculiarità, però tutti le hanno, alcuni non lo sapranno mai. Verissimo, verissimo. Ecco, in questa Calaritana, se vuoi citare anche chi ha collaborato con te. Moltissima gente ha collaborato, è stato un disco fatto in pandemia e quindi la cosa positiva è stata che ho trovato tutti gli amici che ho contattato per essere ospiti, sia letterari che musicali di questo lavoro, non erano impegnati, avevano la possibilità di aderire senza problemi. Quindi ci sono ospiti musicali, ci sono un paio di idee, come idee strutturali in questo lavoro. Per esempio, nel libro ci sono dei capitoli, dentro ogni capitolo c'è una canzone che ho scritto io, una canzone inedita che ho scritto io, e una cover. È una poesia che ha scritto Giuseppe Boi, le poesie le ha scritte lui. Ci sono 7 capitoli e questi capitoli sono formati così: c'è un argomento che li lega, che può essere l'amore, può essere il suicidio, può essere la guerra, la sardità. Per me è stato un gioco che ho fatto perché mi serviva, come dire, un trucco per mettere delle cover nei miei dischi, perché io ho sempre fatto cover tutta la vita, ho imparato così i miei maestri sono Bruce Springsteen da una parte, De Gregori dall'altra, Edoardo Bennato, moltissimo, loro non lo sanno, però io sono andato a lezione da loro e ho sempre fatto le cover, spesso personalizzandole, ma anche no, cioè il fatto è che se una canzone è bella mi viene voglia di cantarla, di suonarla, e così ho imparato e sono andato avanti, così ho imparato a scrivere. Ho scoperto prima che si poteva scrivere, che si poteva dire quello che si pensa dentro una canzone e ho cercato di capire come. E quindi per la prima volta le cover sono entrate nel mio disco con questo gioco dei capitoli e degli argomenti. Bellissimo, bellissimo Alberto. Ecco. E ci sono moltissimi artisti, c'è Piero Maras io ho chiesto a Piero se potevo fare una sua cover, che era Istrales di Tumbu, e lui ha accettato, ma non solo ha accettato, dopo è venuta l'idea di far partecipare gli autori delle covers a
alla registrazione. Poi Piero si è innamorato di Moby Prince perché è venuto per registrare Istrales, l'ha registrata, poi noi per intrattenerci gli abbiamo detto ti facciamo sentire qualcosa che abbiamo già fatto. Abbiamo sentito Moby Prince, che è una ballata dedicata alla tragedia della Moby Prince, ha espresso il desiderio di partecipare ed è successo. Bellissimo. E ne sono successe tante, ci sono ospiti locali, molti, ma anche altrettanti. Paolo Bonfanti, che è un bluesman genovese, Francesco Frimonetti, che è il violinista di Modena City Ramblers, con il quale collaboro da 10 anni. John Manson, che è un rocker newyorkese che vive a Santa Fe, in New Mexico. Qualcuno era di persona qui e quindi è venuto in studio in carne e ossa. Qualcun altro, grazie ai potenti mezzi che ai nostri tempi non esistevano neanche da lontano, ha ricevuto il materiale audio da me e me l'ha rimandato con la sua parte. Ha messo le sue parti, sì. Bellissimo. Ecco, siccome tu sai che il mio scopo è quello di dare spazio e visibilità a tutti gli artisti, ma non solo, anche produttori, studi di registrazione e quant'altro, ecco, possiamo anche citare dove hai fatto questo capolavoro. Il produttore è Michele Palmas, Sound Music, quindi il disco è nello studio di Michele. È stato arrangiato, il gioco è tra me, Michele e Silvano Lobina. Ecco. Perché succede così già da un po' di dischi. E quindi si è consolidato questo trio base. Io scrivo le cose, le registro appena hanno una forma compiuta di chitarra e voce, le registro alla brutta miseria, sì. Dove capita col telefonino, certo. Ultimamente capita col telefonino ovviamente, certo. E le mando a loro due. Michele ha l'arduo compito di decidere se sono papabili o meno, perché lui è il produttore, quindi certo. Bisogna ascoltarlo. E poi arrivano a Silvano che le arrangia, che fa proposte di arrangiamento. Questo è un trio elastico, nel senso che è ovvio che anche io ho delle idee di arrangiamento che comunico a Silvano e Michele, e anche Michele ha i suoi sogni musicali che bussano e gli danno idee da inserire nei lavori che fa. E quindi c'è questo ping pong, mi arrivano indietro i pezzi con le idee di Silvano, certe volte è bellissimo perché succede che il pezzo ti piace molto di più di quanto l'avevi fatto tu. Certe volte è il contrario, perché invece ci rimani male, dici no come? Mi avete rovinato il mio figliolo. Certo. Però alla fine è positivo. Io quello che mi viene sempre da dire è che questo gioco, il risultato di questo gioco non è la somma di 3 persone, è la moltiplicazione di 3 persone o l'elevazione al quadrato, cioè è molto di più della somma, certo. di 3 persone. Succedono cose che senza la condivisione non potrebbero succedere. Una magia. Ecco, io ti ringrazio Alberto e dico questo. Poi mi stavi accennando che volevi accennare un pezzo. Sì, perché abbiamo parlato di lingua sarda. Di lingua sarda, ecco. Io sono veramente felice che tu sia venuto oggi a trovarmi, perché è semplicemente un arrivederci. Questo quando faremo Disco Note assieme e non passerà molto, perché mi sto riorganizzando non più con lo studio, perché non avrò io personalmente lo studio, ma potrò andare tranquillamente in varie sale prove e potrei fare Disco Note dalla vostra sala prove. Quindi preparatevi, prepariamoci, io sto già preparando tutta la strumentazione e così faremo un bel Disco Note con Alberto, che lì ripercorreremo veramente la storia di Alberto, perché avremo più spazio, più tempo per poterlo fare. Adesso sentiamo questo brano. Questo brano si intitola Bandidende, che vuol dire latitando. Il testo, ripeto, è scritto da Michele Piolledda e la musica è mia. L'argomento sono le chiudende, l'editto delle chiudende, quando i piemontesi diventarono i padroni della Sardegna e decisero di chiudere le terre che fino ad allora erano state comuni, senza un padrone, ma servivano a tutti, a pascolare, a coltivare, quindi a vivere.
improvvisamente diventano private del signorotto di turno e quindi costringono in povertà e costringono a diventare dipendenti tutti tranne chi non accetta e diventa bandito. E quindi chi si ribella al sistema, insomma. Sì. La soe, ricando e torronno. Deo la sotto tuoe, ma cara non bosdo. Tu sosferro sun de oro, ma oro non ti dà. Sa scatena sunti in coro, ma in pedes non binda. Questa terra non è sa ostra, su connotto e su meu. Non si naschi di mere s'apposta, os muros non sun deus. Bandidende cherzo andare in logo libero. Non mi posso più frimmare, ma deo cherzo de più. Grandissimo Alberto Sanna, ecco, in chiusura io dico sempre di dare un messaggio a chi sta da casa, a chi ci sta guardando in questo momento, un messaggio ai giovani soprattutto che andranno a seguire questa intervista e un incoraggiamento per loro, insomma. Ma ai giovani che vogliono fare musica? Esatto. Non è facile, perché è un mondo che cambia a una velocità incredibile, quindi alla fine va a finire che non lo conosco più, perché fino a un certo punto lo segui nella tua vita, poi a un certo punto capisci che non lo devi più seguire, che non ti serve più seguirlo, ti porta via e quindi tu sei questo e continui una tua strada che va verso il futuro, ma è un tuo futuro personale e quindi va a finire che di cosa succede nel mondo della musica che ormai appartiene ad altre generazioni non lo sai bene. Io lo sapevo bene fino a che facevo il Marlin, perché avevo la direzione artistica del Marlin, del Boburg, in tutti quegli anni, quindi mi arrivavano le proposte di tutti i giovani, vecchi, gli anziani, di tutti. Avere un locale, chi ce l'ha lo sa, ti arrivano proposte da tutte le parti. Il Marlin e il Boburg erano locali che facevano suonare ogni giorno, quindi avevo un'idea abbastanza chiara di cosa stava succedendo. Adesso l'idea che ho è viziata da quello che vedo online, quello che vedo in TV, quello che sento alla radio, ma io sento quello che capita perché non ho interesse, per esempio non ho visto un fotogramma di Sanremo, perché veramente siamo in due. È inutile, è completamente inutile per me perdere non solo tempo, anche buon umore, certo. Vedere cose che inenarrabili. Non si sa come descriverle. Però il consiglio che posso dare ai giovani è sempre lo stesso. Se ti senti di dare uno spazio all'arte, qualsiasi arte sia, fallo, perché per me ti serve per la tua salute. Poi può servirti, può diventare una carriera, può non diventarlo. Ma a prescindere. Però nel frattempo tu respiri e hai una vita sociale. È il più bel messaggio che possiamo comunicare quest'oggi con Alberto. Vi salutiamo, vi ringraziamo. Grazie a te. Grazie Alberto per essere venuto sin qua a casa mia ed è un arrivederci. Certo. A Disco Notte. Senza dubbio. Ciao a tutti. Ciao.